Siamo nati e cresciuti a Napoli. Per noi non è solo una squadra di calcio, è una città. Napoli è identità. Napoli corre, lotta, si ribella. Napoli è bella. Qui non sei mai solo. Qui puoi tutto. Qui puoi spiccare il volo. E allora, tutti insieme, cantiamo in coro! Eccoci qua anche questa sera a confabulare, a chiacchierare, possibilmente divertirci attraverso questo programma ideato da Mariano e il sottoscritto Gianni Grillo. È un modo giusto per stare insieme tutti quanti assieme, come si dice in qualche quartiere napoletano, chiun sim e più bella parim. E questa sera c'è una bella sorpresa. Direttamente dal Teatro Troisi di Polirossa a Napoli, ai microfoni di Teniamoci compagnia, abbiamo una persona simpatica, solare, la cosiddetta per me Sofia Verace, con un paio di occhi da scoiattolo, una ragazza, come dire, la ciliegina sulla torta, anche se ancora piccina, 24 anni, ma con un bagaglio di esperienze che fanno di lei, malgrado piccola, una ragazza già saggia, l'amica del cuore. Permettiamocelo, perché non l'emosina il consiglio e ne sa una più del diavolo. Ha un capolavoro di figlio che da poco ha festeggiato 3 anni. È da definirla coraggiosa per aver deciso in questo momento di diventare madre a poco più di 20 anni. Coraggiosa perché per me queste giovani donne rompono quello stereotipo culturale che nella nostra società ti vuole sistemata economicamente e professionalmente prima di fare un figlio dai 30 anni in su. Ha un marito noto nel mondo del teatro e di questo ne va fiero, perché riconosce le qualità della prole senza farne un vanto, molto critica sui lavori del marito e di quello che mette in scena. In casa tra i due c'è una guerra continua, io ve lo posso assicurare, ma se non fosse così gliel'avrebbe sopraffatta la noia e quindi dice tra moglie e marito non mettere il dito, sì, perché pur riconoscendo le pecche del marito, diciamola tutta, ma chi è che non le ha? Afferma di avere 2 gioielli per casa e guai a chi glieli tocca. La sua casa è semplice, le piace il suo guardaroba, veste con gusto ma senza sfarzo, in maniera umile e semplice. Non le piace il vestito firmato e che costa un occhio della testa, ma le scarpe, quelle che indossa, rappresentano tutto se stessa. Ha una piccola macchina, una piccola Smart bianca, ne parla come se fosse la sua seconda casa. Riflettendo sul suo modo di fare, confermo le parole del marito che la definisce come un meraviglioso bocciolo di rosa dai 1000 colori, pronta a fiorire, regalando allegria, un profumo intenso e avvolgente che quando non c'è, si nota la differenza, si nota l'assenza. Il suo debutto a teatro dice che era agli inizi della sua nuova vita ed è stata per lei una grande emozione, facendosi vedere per la prima volta sul palco di Mariano Grillo dai suoi genitori e parenti più stretti. Un'emozione indescrivibile. Ha un fratello e 2 sorelle, per lei rappresentano tutto il plasma. Gestore amministrativo appunto del Teatro Troisi, impiegata di un centro fast food McDonald's, mamma, moglie, casalinga, insomma una donna poliedrica, una donna che nel tempo che ha deve far rientrare tutto: il lavoro, il figlio, il marito, le pulizie domestiche, i parenti e soprattutto le amiche, quelle che malgrado il suo poco tempo le sono sempre accanto, le sono sempre amiche, perché il tempo vola.
ma tutte sono indispensabili per tutte. Credo di aver detto tutto e di non aver tralasciato nulla. Allora, a questo punto, divertiamoci stasera con signore e signori, è qui con noi per sapere e curiosando ancora di Diletta Napoletano. Dove sta Diletta? Dove sta? Lo immaginavo. Buonasera Peppe. Buonasera Diletta, buonasera. Ecco, allora, veramente... troppi complimenti Gianni, mai nessuno mi ha fatto così tanti complimenti. Io ti ho accolto qui nella mia seconda casa. Vabbè, lo sappiamo. No, mo ci dobbiamo decidere, la tua seconda casa è la macchina o il teatro? Io non so più qual è la mia seconda casa, cioè sono indecisa, quindi non te lo so dire. Sono tutte seconde case. Ecco che si nota l'umiltà della nostra cara Diletta, perché chi eventualmente come seconda casa ha la casa o in montagna o al mare, lei invece la seconda casa o è la macchina o il teatro. Il teatro Troisi, Esatto, e allora dobbiamo soltanto sperare che arrivino gli amici che ci facciano domande e ci divertiamo chiaramente. Ma io, prima che gli altri intervengano, voglio sapere da te. Allora, iniziamo come il mio solito, che chiedo a tutti quando iniziamo questa Teniamoci compagnia. Un tuo nomignolo che ti segue, un tuo soprannome. No, il Dile. Dile, semplicemente Dile. Ciao Luca, ciao, è con noi anche Luca Tricarico. Luca l'abbiamo intervistato, siamo rimasti in compagnia. Ciao Silvia Licenziato, buonasera. Buonasera a Piero Pommella, eccoci qua, buonasera. Maria Stefania Gravina, ciao Maria Gravina. È una diciamo una collega di lavoro, ecco, e questo mi fa molto piacere che con noi anche lei stasera, addirittura ci segue a questo punto da Caserta. Eliana Erculanese, ciao Dile, ciao. Ciao ancora. Abbiamo con noi anche Patrizia Camillo, ciao Diletta. Ancora e Rino Grillo, anche lui è con noi, Eliana mamma Dile, dice Eliana. E ancora una volta buonasera Peppe Strino. Allora, cosa ti ha portato a fare l'attrice, Diletta? Marco Lombardo, buonasera ragazzi. La realtà, cioè sì. Devo dire la verità? Sì. Allora, la verità è che mi trovavo un giorno, penso, in teatro con Mariano e parlando così del più e del meno, io gli feci un po', diciamo, di pressing psicologico, perché tu sai che Mariano nell'ambito teatrale non esistono parenti, non esistono mogli, e quindi gli feci io un po' di pressing psicologico e lui, diciamo, dopo un po' di tempo si è forse convinto. È nato così, diciamo, per gioco. È per gioco, ma tranquillamente la passione si inizia tutta così, per gioco tra virgolette, che poi dice wow, che bello. Kimona Pace, una super donna ti definisce. Simo. Ciro Gigante ti manda un bacio. E ancora, vediamo ancora chi altro c'è. Raccontaci la tua prima volta teatrale, Diletta. Diego Cuccurullo, buonasera. Peccato si vede al teatro ma non si sente l'odore. Hai ragione Diego, hai ragione. Ma presto tutti quanti ritorneremo a teatro a divertirci sul palco. Piero Pommello, una performance di Mariano che ti ha infastidito, vuole sapere. Allora, ti rispondo prima alla domanda di prima. La prima mia volta è stata in un'estate. Eravamo in piazza ad Afragola e praticamente Gennaro Belvedere, poi ero una delle tue spalle, tra virgolette, una delle dottoresse, quella che si spogliava, diciamo. Mi ricordo bene. E ricordo che avevo messo una gonna a tubino, un po' di pelle. Ho talmente sudato per l'emozione della prima volta che se quella gonna l'ho buttata quando tornai a casa. Invece io mi ricordo che quando uscisse e ti iniziasse a spogliare in quella particina che appunto una delle segretarie insomma la parte voleva che si spogliasse questa segretaria, questa donna che era venuta in aiuto,
mi ricordo che tutti quanti, un'ola tremenda. Ma infatti, proprio allora, Mariano tendenzialmente mi fa sempre fare parti dove praticamente o sto a Nur o mangio a spugliare. Ma non ho capito se questa cosa è una cosa positiva o una cosa negativa. Positiva, non sono ancora, però. E invece a Piero cosa rispondiamo? Allora, la performance di Mariano che ti ha infastidito, qualcosa già ce l'hai detto. No, però che ha fatto lui e che io forse mi sono potuta ingelosire in questo senso. Io credo a livello teatrale, una performance di Mariano, quindi che ti ha Allora, infastidito. diciamo che tendenzialmente nessuna, perché già se diciamo noto in precedenza qualcosa che non mi può garbare, già diciamo glielo dico subito, non aspetto la messa in scena diciamo poi dello spettacolo. Però no, devo dire la verità, niente in particolare. No. Ecco, non so, adesso non le ricordo tutte, ma qualche storia, qualche commedia che Mariana semmai ha messo la mano in culo a qualche personaggio e quindi tu chiaramente da lontano lo hai. No, diciamo che qualche fulmine c'è più stato per cose forse successe dietro il sipario, ma sul palco devo dire la verità, è serio. Poi Senti, Peppestrino, cosa rispondiamo? Dice, ma non è che per convincerlo a farti recitare hai dovuto sposarlo? Caro Strino, è lui che ha sposato me. Io ho accettato. Ti pare? Ti pare? Senti, a Patrizia, un grosso abbraccio e un grosso bacio. Il sorriso che ci regali sempre veramente è solare ed è bello. Grazie, Patti. E a Eliana di dire che vuol dire avere Mariano come regista e marito. Una full immersion. Guarda la mia faccia, guarda la faccia. Diciamo che ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che è bello interagire con lui su determinate cose, eccetera, eccetera. Però su, diciamo, la vita di coppia o la vita, insomma, da marito familiare, Mariano porta tutto il teatro anche in casa, non chiude mai la porta, non chiude mai il sipario, ecco, detto così. Quindi a volte si ha questa difficoltà anche perché lui ci è nato, io no. Quindi viaggiamo un po' su due, diciamo, binari diversi, però diciamo ci stiamo incamminando. E Gianmarco dice, il tuo partner teatrale migliore? Allora, non ne ho uno, diciamo, preferito. Tendenzialmente quando c'è Mariano sul palco mi sento più a mio agio, perché so che se qualsiasi cosa dovesse succedere, lui, insomma, riesce, quindi sto più tranquilla. Però non mi è capitato di interagire con tutti, devo dire la verità. Ho interagito con solo alcune persone, non ne ho uno preferito, però preferito no. E Simona Pace dice il personaggio che ha interpretato più simile a te. Quelli che praticamente chiedo di fare sempre, nonché la Brenzola, quella che parla napoletano, perché così sfogo. Io sfogo quando salgo urlo e sfogo. Ecco qua. Ma io per questo ti ho definito Sofia Verace. Senti, allora, un sogno teatrale nel cassetto. Vabbè, diciamo che il teatro non nasce come mio sogno da piccola, perché insomma la mia famiglia non faceva questo, quindi mi sono ritrovata da 4-5 anni nel mondo teatrale, anche se lavoro in teatro da più tempo. Dico la verità, non ho mai desiderato stare sul palco, anche se in determinati casi mi piace mettermi al centro dell'attenzione. Quindi non ho un desiderio, un sogno, diciamo che mi diverto. Quando mi diverto lo faccio, nel momento in cui non mi diverto più, chi mi conosce lo sa, sono la prima che poi dice no, basta. Però ti abbiamo vista anche ultimamente anche in alcune performance a livello di curare la coreografia ed è stata veramente una chicca. Diego vuole sapere, ma a Mariano lo preferisci come marito o come regista?
Allora, diciamo che stiamo parlando di Mariano come due persone diverse, cioè Mariano è una cosa da marito e Mariano è una cosa da regista, perché lui non unisce le due cose. Infatti io devo dire la verità, nonostante fossi la moglie, non mi sono mai sentita preferita nell'ambito teatrale. Insomma, lui usa la parità per tutti. Ovviamente come marito è meglio. Ovviamente. E Silvia invece dice: se non avessi incontrato Mariano, il teatro avrebbe fatto comunque parte della tua vita? Allora, diciamo che in piccola parte fa parte della mia vita, perché questo diciamo è un teatro che io stavo qui che avevo almeno 13-14 anni. Sì, È il teatro, insomma, della mia famiglia, la gestione che c'è adesso è una persona di famiglia, quindi vivo in questo teatro e nonostante, diciamo, tutte le vicissitudini continuo ad essere qui. Nessuno ancora mi ha atterrato, anche se qualcuno ci voleva provare, ma non ci sono riusciti. Quindi, in un certo qual senso, sì, diciamo, non forse sul palco, però un po' lo vivo, insomma, da anni. Ecco, per esempio adesso devo dire che entra in gioco la mia forte emozione, perché Patrizia Camillo mi fa ricordare quando ad uno degli spettacoli che sono stati fatti nell'ultimo triennio, diciamo così, perché da 3 anni, 4 anni che vivi casa nostra, Sì, 4 anni. è successo che Mariano alla fine ha fatto sì che lo spettacolo avesse un fine spettacolare, quindi spettacolo Esatto. nello spettacolo. E allora Patrizia Camillo dice: cosa hai provato quando alla fine dello spettacolo ti ha fatto la proposta di matrimonio? Allora, diciamo che era una cosa che non mi aspettavo, perché io riesco a controllare, cioè a controllare e a gestire tutto. Infatti, pochissime persone sono riuscite a farmi delle sorprese, perché puntualmente sgamava. Invece io dal pomeriggio avevo notato che c'era qualcosa che qualcuno sapeva, che però io non sapevo, perché in tutto questo lo sapeva tutta la compagnia che era complice e ha aiutato Mariano in questa cosa. Avevo notato, però sai quando tu dici vabbè, lascia stare, ma forse ti sta impressionando. E invece poi dopo, cioè non me l'aspettavo. È vero. Il tuo personaggio preferito che hai interpretato? Allora, il personaggio preferito, ma allora diciamo che, come ho detto prima, cerco sempre di avere dei personaggi che rispecchiano me, nel senso che quando mi viene dato un personaggio che è diverso da me, ho un po' di difficoltà perché è come se dovessi essere finta, siccome che io anche sul palco sono così normale, infatti mia mamma quando mi viene a vedere dice: "Oh mamma mia, hai l'anna asciutta". Allora tendenzialmente negli ultimi spettacoli ho sempre fatto personaggi dove io sono io praticamente. Sono me stessa a casa quando urlo, sbraito, eccetera, eccetera. Quindi Vabbè, ma fa parte del gioco, e perché tu sei viva, per cui se tu sei viva deve essere vivo tutto ciò che ti sì, quelle circonda. parti veraci mi piacciono, cioè mi diverto, mi piacciono proprio assai, capito? Senti, Peppestrino ti fa un complimento. Ad essere serio, devo dire che sei una donna speciale, preziosa nell'ambito della compagnia. Madonna, Anche con Strino, noi ma Lidia chi t'ha Cassella. pavato per dire questa cosa? Chi Ma t'ha no, pavato? conosciamo Peppe, dai. C'è anche con noi Lidia Tassella, che ci fa molto piacere di averla stasera, e l'aspettiamo ai microfoni, che io ripeterò sempre, l'aspettiamo ai microfoni di Teniamoci compagnia. Ti piacerebbe fare la direttrice di scena? Allora, l'ho fatta insieme al mio caro amico Diego Sanchez, in estate soprattutto, più che teatro. Sì, diciamo che è una cosa che mi piace, perché mi piace organizzare queste cose così. Sì, sì. Salutiamo Salvatore Paolillo Ciao Salvatore! e la sua fanciulla, la sua figlioletta Francesca. Franci. Veramente è un piacere. Luca Tricarico è anche lui con noi, dopo aver dato alla vita il tuo meraviglioso Manuel con Mariano e dopo aver avuto un figlio in una commedia con Luca Tricarico. Pensi di poter fare un figlio, per finta, anche con Peppe Strino Fortunato di Gennaro?
Guarda, sto sudando, già sto sudando. Con Fortunato non posso resistere perché non ce la faccio, mi fa venire male capo, non ce la posso fare. Con Peppe, diciamo, potrei, forse, ci devo pensare, dai, ci devo pensare. Oh, ma è strano che Fortunato Di Gennaro ancora non si è fatto vivo, però. Ancora non si è connesso. È con noi anche Raffaele Casella. Ciao. Salutiamo. Il tuo idolo nel mondo dello spettacolo? Cinema, teatro? In generale? Sì. Maschio o femmina? Oddio, non lo so. Diego Sì, Santos. no, ma no, diciamo, sto parlando a livelli, non ho un idolo, diciamo, specifico, perché infatti non è che guardo cose, stanno vari attori che mi possono piacere, Fabio non Breccia. ne ho uno indirizzato. Viaggio Nell'ambito teatrale, ovviamente mio marito, ovviamente. Questo è sottinteso. Io cercavo di deviare il tuo pensiero. No, diciamo, nel cinema, nella televisione, nell'ambito teatrale, ovviamente mio marito. Che lo dico a fare? Diletta, cosa ami del gruppo della Neapolis Arte? Allora, ci stavo pensando a questa cosa qualche giorno fa, perché molte volte la mattina, quando ci svegliamo io e mio figlio, lui mi chiede di vedere gli spettacoli. Dici, mamma, metti lo spettacolo, ecco, sul telefono. Allora io ho dei video dei nostri saluti finali. Siccome che sono qualche anno che abbiamo, diciamo, personalizzato i nostri saluti finali, allora lui li vuole vedere e si diverte. In uno degli ultimi video che stavamo vedendo insieme, io ho proprio notato questa cosa. Eravamo circa 11 o 12 ragazzi, massimo fino a 30 anni, e poi l'unione ovviamente che c'è tra i ragazzi, quindi la freschezza che per me, io sono forever la gioventù, e poi diciamo le persone di una età più grande della nostra, paradossalmente sono più giovani noi, cioè molte volte si divertono più loro che noi, capito? Infatti, allora, devo dire la verità che sei riuscita addirittura a far ballare in una di quelle tue coreografie persone che non si sarebbero mai sognate di potersi muovere. Ma tu hai capito, tu hai capito. Salutiamo anche Tiziana che è con noi. Qui, cara, ciao. E Luca Del Rico, un altro mio collega. Ciao ragazzi, ciao, eccolo qua, Fortunato Di Gennaro. Ho fatto tantissime domande, forse ho sbagliato canale. No, Fortunato, fermati. O canale della televisione, Fortunato, stai facendo? Luca Del Rico saluta Mariano Grillo. E invece Neapolis Arte propone un'altra domanda. Ultima cosa che pensi prima di andare in scena? Allora, prima di andare in scena, l'ultima cosa che penso non la penso, perché siccome che faccio il botteghino, poi entro, leggo la tensione di tutti in faccia, ci riuniamo, facciamo il nostro solito, diciamo, merda, e poi dopo si inizia, io corro nei camerini a vestirmi, truccarmi, quindi non ho neanche il tempo di pensare, e allora questa agitazione così, corro avanti, indietro e finisce sempre così. Finisce di svilire quella che può essere quella tensione che invece tutti hanno. No, però io mi diverto, perché siccome che sono una che vive sempre tutta accelerata, quindi io so serena. Quindi posso dire che ben venga la tua presenza nel gruppo, proprio perché ci servi a stemperare, insomma, a eliminare quella tensione, perché sei giocherellona, si sente la tua assenza quando effettivamente non c'è stato, perciò è meglio che ci stai. Sì, Fortunato ma infatti quando molte volte dietro alle quinte qualcuno dice ma di lei tengo l'ansia, io li guardo e dico amo, vero fai? È la mia solita risposta, ecco. Sei la figlia teatrale preferita di Fortunato? Madonna caro, sei gentilissimo. E Peppestrino, secondo te qual è il segreto della Neapolis Arte? Allora, per me il segreto della Neapolis Arte è, non me ne vogliate, ma secondo me è mio marito. Nel senso che lui è il segreto, secondo me, della Neapolis Arte, e ovviamente poi tutti coloro che
lavorano attorno a lui in primo piano, però secondo me è lui. È bello questo gruppo che lui riesce a formare che tutti riescono a collaborare bene o male in uguale misura, quindi oltre a fare lo spettacolo, perché poi questo è il bello del teatro, la vita, quello che lasci a casa, ma per iniziare una nuova vita poi dopo sul palcoscenico, perché lì veramente si deve raccontare una storia di una vita che è successa. Poi lascia perdere che può essere un copione da leggere, da prepararsi e quindi da portarlo, ma l'importante è che quella storia la prepari così bene che deve essere reale per il pubblico che ti viene a vedere. Quando ti è costata le cazziate nelle prove del regista marito, ci vuole pazienza o amore per il teatro, dice Fortunato Di Gennaro. Effettivamente. Allora, penso che ci vogliano entrambe, pazienza tanta, perché voi lo sapete che venite a fare le prove con noi. Mariano, insomma, sotto questo aspetto non guardo in faccia a nessuno, quindi così è. Amore anche, e non ti nego che io molte volte ho detto no, vabbè, basta, ma perché non è cosa mia. Invece poi ci ritorno sempre perché la voglia comunque di stare insieme, mi diverto, però sì, ci vuole tanta pazienza, ma proprio in generale, pazienza assai. E con noi anche Peppe Peri, buonasera. Buonasera. Francesca Paolillo, buonasera a tutti, buonasera a te. E Tiziana ti ricorda che hai tua madre per il trucco. No, ma quella mia mamma, Le infatti, dobbiamo dare l'ultima volta mi ha invecchiato il marito e già mi ha fatto vedere tra una ventina d'anni che cosa succederà. Tu capisci? Sei già troppo buona per dire tra una ventina d'anni. Vabbè, ho fatto i conti sbagliati, però insomma senza righiglia. Livia Tassella dice: ti preferisci nelle vesti di ballerina o di attrice? Allora, forse in quelle di attrice, però quando sono stata nelle vesti di ballerina mi sono divertita troppo. Io, per me, entrambe. No, io mi sono divertita troppo. Venivo a fare le prove, veramente, cioè facevo le prove proprio con la voglia di farle. Mi piaceva troppo, mi sono divertita. Continua. E Tiziana dice: Mariano è un leader. Sì, Mariano, mamma mia. Francesca Paolillo, ecco un discorsetto un po' più serio adesso. Come ti immagini sarà la riapertura di teatri? E io dico pure quando ci dai questa bella notizia che i teatri riapriranno? Quando purtroppo non lo sappiamo, perché insomma adesso stanno ricominciando ad aprire qualcosina, forse si parla che dalla settimana prossima qualche negozietto, purtroppo dei teatri per il momento siamo KO. Mi immagino la riapertura io penso sarà difficile, perché purtroppo nel teatro è inevitabile l'assembramento di persone, per quanto noi diciamo come Teatro Troisi cerchiamo di attuare tutte insomma le norme che ci dicono, però purtroppo essendo un ambiente chiuso, le poltrone una vicina all'altra come vedete alle mie spalle, è inevitabile. Penso che la gente, ci saranno un gruppo di persone che sicuramente avranno voglia di scendere e tornare al lavoro, cioè tornare, scusami, in teatro. Forse qualcun altro potrebbe essere un po' timoroso, sì. Però speriamo bene, speriamo che si apra presto perché non già facciamo più e basta. Certamente però so che Mariano nasconde qualcosa nella sua mente che vuole fare prossimamente. Speriamo che le sue idee si avverino. Ecco, non diciamo altro. Peppe dice: tu dici sempre che io e tuo marito sembriamo marito e moglie, ma fosse gelosa. Allora, mio marito, dovete sapere, mo ve lo dico avanti a tutti, non so quanti ci stanno guardando, che praticamente chiamo più a Peppe Strin che a me. Ma non solo chiamo a te, brava, ma non solo lo chiama, le ore e ore a telefono, ma che baricita, che battanita varicera, va a chiamare Pep, e chi si chiamano Pataterno, non avete idea, proprio, vabbè.
saranno legati da qualche destino, insomma, passato, e vabbè, va bene, va bene. Eliana dice: ti sei mai sentita imbarazzata per qualche richiamo particolare da parte di Mariano che hanno portato strascichi anche in famiglia? No, vabbè, insomma, a questo livello, dai. No, allora, imbarazzata che di qualche richiamo avanti a tutti, no. Che magari siamo tornati a casa e abbiamo potuto fare qualche discussione, qualche litigata, sì, però che mi hanno imbarazzato davanti agli altri, no. Ma anche perché dobbiamo dirlo, poi alla fine dei conti anch'io quando ero regista anch'io facevo le mie cosiddette cazziate, se qualcosa non andava secondo il suo verso. Poi è chiaro, però le cazziate di un regista sono quelle che devono costruire secondo una forma mentis, secondo una vision che può tenere il regista stesso. Quindi. E devo dire che lui non è uno che ne fa molte. Quando le fa è perché veramente c'è se no altrimenti è raro farlo innervosire. Ma intanto lo sai che nell'ambiente si dice il regista bravo e buono è quello che fa è cazziata e look. No, proprio vabbè, io non penso questo, perché creare poi magari timore o paura nei confronti del tuo attore non serve a niente, perché nel contesto, diciamo, nostro, in questo caso della compagnia, viene fatto anche per hobby e per passione, quindi io perché poi dovrei essere magari mortificata così? Deve comunque rimanere una cosa per potermi insegnare qualcosa a livello amichevole, ma non deve poi superare quello, insomma. Giusto. Allora, Neapolis Arte, la domanda che ti pone in questo momento dice: Diletta, chiudi gli occhi, li riapri nel 2030, tra 10 anni, dove ti trovi? Allora, dove vorrei sperare di trovarmi? Su qualche isola bella, io così stesa, vedete, così, che prendo il sole, le palme, così, con un bel chioschetto che tipo faccio parmigiane mulignane, zeppulel, pastiero, tutta roba napolegna, bellissimo. Perennemente estate, mi raccomando. Vabbè, io allora farò il bagnino. Ti vengo a dare il pellone, la sedia a sdraio, va bene? Esatto. Cristina dice: ma forse non sai che io e lui litighiamo più di quanto litigate voi? No, ma io posso immaginare, guarda, ma tu non sai quante litigate ci facciamo noi. Diletta, entriamo un po' nello specifico, ecco, della tua seconda casa, il teatro. Cosa significa gestire un teatro a Napoli? Allora, forse la difficoltà nasce, Gianni, dal fatto che purtroppo sono poche le persone che veramente capiscono che cos'è il teatro. C'è una guerra ovviamente di prezzo, è la prima cosa. Nel senso, puoi mettere l'artista più bravo, più capace, più famoso, le persone entreranno per dirti: ma non si può sparagnà? Sempre è la classica domanda che ti fanno. Per quanto riguarda invece magari, non so, persone che possono venire qui a affittare il teatro, la domanda è sempre la stessa, perché diciamo che a Napoli volimmo un poco tutto quanto sparagnà. Però dall'altro lato la cosa bella è il fatto che tutte le persone che sono venute qui in teatro si è creata come se fosse in quei 2 o 3 giorni, insomma, che sono stati, o negli abbonati del nostro teatro, si crea come se fosse una piccola famiglia. Certo. Essendo insomma molto leggeri e molto così, noi qua siamo un po' a compagnie tutti quanti, ci sentiamo anche con persone che magari non ci conosciamo, ci siamo visti solo in qualche serata, ci sentiamo anche su WhatsApp, su Facebook, quindi anche questa, diciamo, negativo e positivo. Dobbiamo dire la verità, il Teatro Troisi, che fortunatamente resta aperto un anno intero, e
con tanti bei spettacoli e devo dire la verità, accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, professionisti, non professionisti, e fortunatamente ha una bella platea, anche con abbonati che seguono tutte le attività del teatro già da parecchio tempo. E fortunatamente che a Fuorigrotta abbiamo un teatro del genere. Mi farei incatenare davanti alle serrande se domani dovesse, non voglio mai pensarlo, ma dovesse arrivare qualcuno per rilevarlo per altri scopi. Il teatro, secondo me, deve rimanere tale, e soprattutto a Fuorigrotta, guai, perché ormai ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto i cinema. Avevamo a Fuorigrotta fino a qualche, lo so, volendo fare il conteggio, stiamo parlando forse di 20 anni fa e pure di più, ma avevamo addirittura 3 sale cinematografiche ed erano sempre piene. Oggi è chiaro, oggi con l'avvento di Sky e di tanti altri canali privati, pay TV, eccetera, è chiaro che questo si è ridotto, è cambiata, ma proprio perché è cambiata per il cinema, non è cambiata perché un qualcosa, vedere una commedia teatrale in TV, sul PC e attraverso altre piattaforme, insomma, attraverso web. Un'altra cosa invece è entrare a teatro, entrare e vivi proprio completamente con gli attori quello che sta accadendo, quello che sta succedendo. No, ma infatti sì, è così. Come fai, Diletta, a divertirti tra teatro, McDonald's e famiglia? Non lo so, cioè nel senso ci provo e diciamo che teatro e McDonald's cerco di andare a turni, quindi organizzo in base ai turni. Famiglia, allora mio marito praticamente lo vedo, mio marito e mio figlio li vedo la sera quando andiamo a dormire tutti quanti, perché durante la giornata sono o di qua o di là, quindi non lo so come faccio, perché facendo entrambe le cose tengo cioè lavoro 7 giorni su 7 praticamente, però dici, sto ancora qua, quindi ce la posso fare. Senti, parlaci un po' di Mariano Grillo, per chi non lo conosce. Mi sento facilmente questa domanda a volte dai miei colleghi, a volte loro lo possono soltanto capire quando lo vengono a vedere a teatro, e quindi lo immagino appunto come attore, come regista, per quello che è riuscito a fare, a preparare. Però non riescono a immaginarlo quando a casa, e quindi come marito. Questa, diciamo, è la nostra diretta. Prima ce n'erano delle altre. Allora, ogni volta che magari veniva chiesto, vuoi dire qualcosa su Mariano, cosa pensi di Mariano, domande così in generale, tutti parlavano bene. Ogni volta che si chiudeva la diretta, io dicevo, Embe ha dato un cambio, mo te faccio vedere. E quindi allora, a livello nell'ambito teatrale, io purtroppo non ho niente da dire, nel senso che per me lui è, ovviamente non sono di parte, però per me è il migliore. Difficilmente rido, ma lui mi fa ridere, quindi questa è una cosa positiva. A livello, diciamo, familiare è stato un po' difficile, è un po' difficile, diciamo, essere al suo passo, un po' perché lui è un po' solitario nel senso che si isola un po' nel suo mondo, quindi a volte è un po' difficile entrargli in testa. Però diciamo sto cercando di riuscirci, stiamo cercando di viaggiare vicini, poi insomma il lavoro molte volte ci tiene lontani, quindi la sera quando poi ci vediamo c'è quella voglia ovviamente di più di stare insieme, determinate a volte discussioni, cose vengono archiviate. In questa quarantena, diciamo, ho imparato a conoscerlo sotto altri aspetti. Vi farò sapere. Ma io per questo dicevo già all'inizio, eppure vedi, non c'è stata nessuna preparazione o intendimento tra me e te. Io appunto
nella premessa ho detto sei una di quelle ragazze dove forse è proprio questo, vai a cercare quello che è differente da te, quello che è differente dallo standard. Se tu avessi avuto un Mariano, diciamo, come marito, un Mariano come tu l'avessi preferito, più dinamico, forse più accondiscendente, è chiaro che forse dopo un po' di tempo potevi annoiarti, perché poi dopo quell'equilibrio perfetto dove nella perfezione non si trova più poi dopo quel piacere. Sì, perché tendenzialmente sono una persona che caratterialmente tende ad, come si suol dire, accoppare la persona che ho vicino. Quindi inevitabilmente finisce magari che nella coppia gestisco io. Con Mariano ancora non sono capace di gestire, però io ci sto lavorando su alcune cose, anche se lui dice ma no, man sempre tu. Non è vero, perché alla fine la decisione è sempre la sua, però vabbè. Sì, sempre combattiva, ecco, e continua, perché sarà il bello di tenervi sempre uniti. Caro Gianni, dice Tiziana, per me vedere mia figlia nel teatro è una grande soddisfazione, visto l'amore che nutriva mio padre. Che bello! Quindi, vedi, qualcosa sotto sotto nel DNA ce l'hai. Sì. Ecco. E Salvatore Paolillo, il regista, non fa cazziate per divertimento. Premesso che chi guida una compagnia non ha nulla di più di altri attori, se non responsabilità dell'intero spettacolo. È vero. Quindi il peso diventa insopportabile e le cazziate alleggeriscono il lavoro. Giustissimo, Salvatore, veramente sante parole. Vero. Fortunato Di Gennaro, come vedi il tuo futuro nel mondo del teatro? Il tuo futuro? Il mio futuro, a livello insomma di attrice, ripeto, non ho questa visione futura come attrice. Certo, io penso che a tutti al giorno d'oggi piacerebbe di essere famosi, eccetera, eccetera. Non ho questa visione o questa aspirazione. A livello invece lavorativo, ovviamente sono qui da tanti anni, voglio insomma esserci, eccetera, eccetera. Poi chissà, prendo un super enalotto, me ne vado, fortunato, che ne so, a Cuba, ti chiamo, vieni col costumino e festeggiamo insieme mentre beviamo qualcosa. Non si può mai sapere. Un cuoricino te lo manda Anna Maria Cutri. Mia cugina. Ah, Francesca, per una persona dinamica come te, sempre piena di impegni, com'è stato trascorrere questa lunga quarantena senza poter far nulla? No, devo dire la verità, assolutamente Diletta non stava lì a fare la lana, anzi, tutt'altro. Allora, diciamo che le prime 2 o 3 settimane ero, diciamo, più pazza esaurita di come ero prima. Infatti poi ogni giorno facevamo i dolci, facevamo questi, ho messo un po' all'ingrasso tutta la famiglia, adesso siamo tutti quanti a dieta. È vero, è vero. Esatto. Poi diciamo con Manuel in casa è impossibile non far nulla, perché lui in un certo qual modo ti tiene sempre attivo. Infatti quando non voglio fare nulla dico Manuel, ma vuoi andare a trovare un po' con la nonna e il nonno? Che dici? Vai a bussare a mamma, vai, e lui apre la porta e va. Ed è soltanto un piacere, è soltanto un piacere. Dopo la gravidanza, com'è cambiata la tua vita, Diletta? Allora, diciamo che... Appunto parlando di Manuel. Allora, diciamo cambiata, ovviamente con un bambino in casa si cambia radicalmente tutto. Devo dire che io, non perché sei qua, ma la già dice la verità, avendo voi, te e Teresa, diciamo la porta al fianco, riesco comunque a vivere insomma la mia vita da 25enne. Se magari qualche volta vogliamo uscire o facciamo più tardi, Manuel resta con voi e quindi non è cambiata insomma radicalmente, però io penso che io, come ogni donna, nel momento in cui esce incinta diventa mamma appena quel test dice che è positivo, quindi ti cambia proprio tutto cambia la vita, tutti i pensieri, il modo di organizzare, senza neanche accorgertene, cioè magari cose che facevi prima non le fai più ma con naturalezza, quindi non ti riesco neanche a dire prima facevo questo, adesso faccio questo, perché magari non me lo ricordo neanche più. Certo. Senti, un tuo spettacolo preferito con Mariano Grillo, emozioni, ricordi?
Allora, uno dove ho riso tanto, che se non erro, mi dimentico sempre come si chiama, quello diciamo dove lui sognava i numeri, io lì me lo ricordo benissimo perché anche se onestamente non era una delle mie parti La quaterna preferite, di Totò, la quaterna di Totò. esatto, la quaderna di Totò non era una delle mie parti preferite. Io sul finale, quando lui faceva il morto, che poi entravi tu che il dottore, io ridevo come se non ci fosse un domani. E infatti ero così in scena e ridevo, e ma che la fa? Non ce la facevo, cioè lì penso che è stato lo spettacolo dove in scena proprio mi sono proprio ho scialato, diciamo. Allora, Diletta, adesso è venuto il momento che si sparano le 20 domande, dove Ok. di getto tu devi dare una tua emozione, chiamiamola così, una tua risposta. Gaia però, nel frattempo, Gaia Imperatore dice felice di aver ballato insieme a te. Ma quella è di parte, perché questa qui è mia cognata, perciò no, comunque dove abbiamo ballato insieme io mi sono divertita troppo, 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 bellissimo. Allora, 1, 2, 3, via. Hai mai Vai. tradito? Sì, è la verità. Se vieni tradita, perdoni? Sì. Sì, sì. Non ho perdonato in passato perché diciamo non me ne fotteva niente e quindi così, però sì, sì, sì. Totò o Edoardo De Filippo? Gianni, lo so. Non lo Vabbè, so. sono due pilastri della nostra storia, quindi almeno Diciamo uno. non li ho vissuti, non li ho vissuti, Hai però ragione. secondo me Totò. Totò. Ok, ok. Totò. Teatro o McDonald's? Vabbè, ma questa non è giusto però. Allora, Io non so nulla. Io non... forse più teatro perché è più un ambiente familiare per me. A livello familiare di affetti, le persone che ci sono dentro, eccetera, eccetera. Sotto altri aspetti, ovviamente, il McDonald's, però più teatro. Tuo figlio cosa sarà da grande? Ma non lo so, mammina, fai quello che vuoi tu, fai tanti soldi, viaggia, fai quello che vuoi tu. No, non lo so, Gianni, penso di non volergli imporre niente, Vabbè, ma anche perché perché è ancora piccolo, insomma. a parte che è ancora piccolo, ma penso di non volergli mai imporre niente. Certo, spero che diventa un bel chirurgo plastico, così Che bello, che ci bello. ringiovanisce, Ah, però non lo so, non ma ho preferenze. anche perché è pure belloccio. Per cui, Capito? Biondo con gli occhi azzurri, già sai, che si farà facilmente. bravo, Sei bravo. religiosa? Non praticante, però sì. Ok, ok, ci sta. Sesso o amore? Amore, Ma crescendo. ti sei mai ubriacata? Allora, una sola volta, però ubriacata sì, però insomma sono arrivata a casa con le mie gambe, con tutto, ho aperto la porta, Grilla, sono andata a dai, grilla dormire, allora. quindi diciamo ho retto bene. Mamma o donna in carriera? No, non me ne vogliate, ma purtroppo per me donna in carriera tutta la vita. Nel senso farei altri 300 figli, però per me il lavoro è fondamentale. Attenzione. Mm. Lingerie sexy, quel rosso porpora, oppure pigiamone? Allora, a casa pigiamone di pile non me ne fotte proprio e vi dico la verità, quando fa freddo metto pure calzettini con pigiama Ind. Però vabbè, all'inizio mi ciungavo i frid per farmi vedere con la lingerie, ma mo basta, è finito. Basta. È andata. Ti sei già fatta conoscere. No, basta. Allora, hai una fortuna straordinaria. Quale? Cioè, ma adesso che deve venirmi una No, no, no. fortuna Metti caso che straordinaria? all'improvviso ti ritrovi una fortuna in tasca. Quale può essere però quella che ti può aprire qualsiasi cosa che tu puoi desiderare così tanto? Non devono essere tante Desiderare cose. così tanto? Eh, Oddio, ma non lo so. Non lo so. Forse penso come fortuna un po'.
Di non desiderare niente, di essere così felice da non desiderare niente. In generale, ovviamente, io e la mia famiglia a seguito. Mi rimani senza parole. La mia numerosa famiglia. Ti sei mai fatta a botte? No, perché parlo assai con la bocca, quindi non sono mai arrivata Quindi ammazzante. sei per un colloquio, non per... Sì, Ecco. sì. Se tu fossi un animale, cosa saresti? Penso a una farfalla, perché non mi fi restà ferma, poggi un poco qua, poi vado di là, poi così, un poco così. E dimmi che cos'è che non sopporti davvero. La Qualcosa che falsità, non alleggerisci assolutamente. le doppie facce, la falsità, le persone che non ti dicono quello che pensano in faccia. Ma perché? Ah, così bella? Bah, mi Convivenza domando. e matrimonio. Convivenza. Io sono sposata, ma convivenza per me in una coppia è essenziale, perché per me è lì che si conosce veramente la persona che tu hai accanto. Ci puoi stare insieme anni, secoli, ma la sera tu vai a casa tua, lui va a casa sua. Invece svegliatevi insieme, dormite insieme, condividete il bagno, ulietta, stanza e poi ne parliamo. Quindi convivenza non per una questione di libertà, perché tu rispetti No. la Convivenza, coppia. sempre che si convive insieme come una famiglia, diciamo, però per me la convivenza è essenziale. Poi Perfetto. dopo viene il matrimonio se uno lo vuole fortemente, però convivenza è essenziale. Da piccola cosa aspiravi di diventare da grande? Ma guarda, in realtà ricordo che da piccola a casa di mia nonna, sempre seduta nella stanza, faceva maestra. Volevo commannà, secondo me, perché facevo tu qua, tu là, a gente che non esisteva, ovviamente, però io dicevo tu qua, tu là, tu questo, e mi ricordo questa maestra sempre, mi preparavo il banchetto con i libri. È questo. A me piaceva fare il dottore. Pensavo, lasciamo stare, va. Descriviti con un aggettivo. Leale. Nino D'Angelo o Tony Colombo? No, ti prego, ma che paragone è? Cioè, non c'è paragone, in quanto Nino D'Angelo io non conosco nessuna canzone a parte Magicatta, Giacche basta. Tony Colombo sento alcune sue canzoni, ma più per, diciamo, parodie, cose del genere, ma non li seguo nessuno dei due, quindi è indifferente. Ma è mai venuto a teatro Troisi? No. Allora lo dobbiamo invitare. E lo dobbiamo invitare, sì. E sentire il suo repertorio per poi dare un giudizio, insomma, un parere. Esatto. Cosa ti annoia di una persona? Allora, annoia quando sono troppo logorroici, perché purtroppo io sono accelerata e quando ho a che fare con una persona che parla, dopo un po' mi si spegne il cervello. Non riesco a seguirli. Un aggettivo unico e solo. Se ti dico Mariano Grillo, che mi rispondi? Un aggettivo suo. Ingegnoso. Si può dire ingegnoso? Boh, penso di sì. Tranquillamente, assolutamente sì. Hai voluto dire tutto. Allora, ci sono altre domande? Fortunato Di Gennaro, Diletta, sei stata troppo umile e con i piedi per terra, ma nella gioventù ognuno di noi ha e avrà un suo signore nel cassetto. Un suo sogno, forse voleva dire. Infatti, perciò mi suonava strano. Ma Fortunato, allora, il mio sogno nel cassetto, veramente, io non ve lo so dire. Mia mamma a volte mi dice sempre, mannaggia capito, ma tu non hai un obiettivo? No, nel senso che non ho un punto fisso. Il mio sogno nel cassetto era sicuramente quello di crearmi una famiglia, un figlio, una casa bellissima, un lavoro, avere molta possibilità economica per non far mancare nulla. Però se ti devo dire voglio fare questo per forza, obbligatoriamente, no. Dice Peppe Strino che gli mancano tanto le trasferte Roma, Latina, Benevento, Salerno, eccetera, eccetera. Ci siamo tanto divertiti, non credi? Infatti ci divertiamo tantissimo quando andiamo fuori, sempre a volte ci fermiamo al McDonald's, oppure la moglie di Strino fa frittata di macaroon, quindi ci divertiamo veramente in macchina, bello.
Neapoli Start ancora vuole sapere un tuo limite? Mi arrabbio troppo spesso, subito mi parte, diciamo, tutto il sistema nervoso, molto facilmente. Vabbè, va bene, va bene. E da 1 a 10, quanto ami tuo marito? Ma questa non è una domanda che si può fare. 11. 11, lo Madonna, amo 11. mamma mia. Luca Tricarico, mica ci farai ballare ancora? Sì. Luca, ti avrei ancora, tengo certi coreografi da cervello che tu non tieni proprio idea. Parlaci del giorno del tuo matrimonio. Oh mamma mia, e chi se lo ricorda? Allora, praticamente noi ci siamo sposati il 3 luglio dell'anno scorso. Io ho vissuto appieno fino alle 3, 2 e mezza, 3. Mi sono alzata, mi sono lavata, c'erano le mie sorelle a casa che sono andate dal mio amato parrucchiere Cucurullo Diego, poco di sponsor, di pubblicità. Mia mamma è venuta a casa, mi ha truccato perché lei insomma è truccatrice e quindi così. Poi è venuto Diego, ha fatto i capelli a me e sono venute qualche parente, qualche familiare, qualche amico. A un certo punto, come è arrivato il fotografo, nonché il signor Salvatore Otranto, che io adoro, Eccezionale. da lì non ho capito più niente, Gianni, perché diventa una corsa contro il tempo, è tutto a orari. In chiesa a quest'ora, al ricevimento a quest'ora, a quest'ora, quindi siamo ritornati la sera, la notte, erano le 3:30, 4 in albergo, ci siamo guardati in faccia io e Mariano a mitte. Ma che abbiamo fatto? Che stai? Che stai stata? Sì, però dobbiamo dire la verità che il giorno del matrimonio di una coppia, per me è la vera protagonista è la moglie, la donna in quel No, momento. aspetta, ti devo interrompere. Un matrimonio mio protagonista ovviamente è stato sempre mio marito, perché riesce a mettersi sempre in primo piano. O chi che risi dall'occhio, è vero! della gengiva che gli faceva male. Si parlava solo di lui, cioè io era sposa, era fatto pure il cambio dell'abito, ma si parlava sempre solo di lui. Ma che già fa. Diciamo la verità, a quanti è capitato l'incidente del chicco di riso che è andato a finire nell'orecchio per quanta gente insomma vanno buttare e un riso fuori a chiesa, no? Allora, ma secondo me, guarda, ma buttate i coriandoli, buttate i soldi e soldi. Ci facciamo la foto di gruppo sulle scale della chiesa, al che Mariano mi dice entriamo in macchina, va bene, il fotografo dice allora ci vediamo lì a Posillipo. Mariano mi guarda e dice teniamo un problema, ma è ospitale, ma che sta dicendo chist? Praticamente alla fine la scena, ragazzi, è stata, siamo andati da un motorino a Vie Pomeo, io in macchina nel parco con mia cognata e mio cognato, avevo questo vestito grande, faceva caldo 3 luglio, me lo alzai tutto così fino a qua, stravaccai tutte le gambe, stavo morendo e lo aspettavamo in macchina così che lui e la mamma salirono sopra per togliersi questo chicco di riso. La gente scendeva e diceva auguri e io pensavo in capo a me auguri, ti facessi sapere che stiamo a faccare. Allora Tiziana dice dici a Mariano che voglio anch'io recitare, che già fa suocera? Mamma, allora guarda, tu già sei un teatro fatto così in persona, già diciamo uno chissà come ti sopporta, poi dammatene pure in tuo teatro, penso che è proprio una cosa bella. Però io noto in tua mamma sicuramente dei vari personaggi che potrebbe infatti a lei piace, qualche volta gliel'abbiamo detto, però purtroppo per il tipo di lavoro che fa lei è un po' difficile conciliare. Quando ci darà l'onore, diciamo, gli facciamo fare qualcosa anche a lei, dai. Anche perché diciamolo che Tiziana, la mamma di Diletta, è una delle prime truccatrici della Rai e quindi non è da poco, chapeau, tanto di cappello. Come ti piacerebbe essere ricordata, Diletta? Ricordata domanda, però come ti piacerebbe essere ricordata? Mica è morta Diletta, Maronna, mi fammi fare kill, secondo me questa domanda l'ha fatta corna. No, ricordata nel senso dalle persone sicuramente per la simpatia, per la sincerità, per l'allegria che posso portare quando siamo tutti quanti insieme, questo, per certo, questo. È vero.
Ringrazia mamma. Il giorno più bello della tua vita? Purtroppo quando è nato mio figlio. Comunque sì, c'ero e quindi posso dire che effettivamente è stata una grande Non si batte con nessun giorno. Giusto, giusto, è vero. Allora, siamo arrivati alle 11:01. È vero che abbiamo iniziato con un tantino di ritardo, un tantinello di ritardo, però devo dire che stasera la linea, dopo l'intervento della Telecom, dove Mariano veramente si è dedicato molto affinché tutti quanti potessero assistere a questa diretta in maniera senza difficoltà, senza interruzioni. Mariano si è messo al telefono, si è andato a prendere uno dei migliori tecnici della Telecom e devo dire la verità, dopo un'attivazione di un'apparecchiatura particolare, ecco, questo è capace di fare Mariano, questo è capace di fare Neapoli Start, quello di dare il meglio ai nostri amici, quelli che sono stati con noi stasera. Esatto. Questa la voglio sapere, ma dunque ti fa un'altra domanda Neapoli Start. Mariano, papà, com'è? Allora, diciamo che lui secondo me inizialmente ha avuto un po' di difficoltà ad entrare nel ruolo di papà, ma non penso che sia una cosa solo sua, penso che sia una cosa generale di tutti gli uomini. Sempre per il discorso di prima, che lui caratterialmente è una persona che a volte un po' si isola, dobbiamo a volte chiamarlo per farlo ritornare alla realtà. Però adesso che il figlio soprattutto sta crescendo e che quindi ovviamente magari ha meno bisogno della mamma, perché magari le esigenze che c'erano prima non c'erano adesso, lui si diverte molto col papà a giocare, lui dice papà facciamo il tiro a volo, vediamoci le commedie, imita il padre che fa le commedie, quindi insomma. E Mariano ne avrà ancora tante altre da vedere. Quando farete un fratellino a Manù, dice Luca Tricarico. Mi sta venendo il freddo addosso. Diciamo Luca Tricarico, aspettiamo prima che tu e Silvia insomma, gli fate l'amichetto a mano. Voi, ragazzi, fate voi, poi faccio io. Vai, fate. Diglielo, Diletta, fateci vedere e poi dopo vediamo. Dunque, Fortunato dice domani il regista non ti inserisce nel cast del prossimo spettacolo, come reagissi? No, allora diciamo che di solito se ne parla sempre, ovviamente stando in famiglia se ne parla. Non ti nego che sono stata anche io delle volte a parlare con mio marito e dire magari forse è meglio di no, sempre per questioni ovviamente legate agli impegni lavorativi e della famiglia. Però sì, forse insomma se io do la mia disponibilità e lui non mi dovesse inserire mi prenderei un po' collera, però non è mai capitato fino ad oggi, quindi non ti so dire. Ma poi Maretta, che se non ci stai comunque sentiamo la tua assenza, quindi a questo punto è giusto che ci stai. No, ma io pure se non ci sto lo stesso, quindi le mie occhi, orecchie sanno tutto parto, quindi che tu dica fa. Luca Tricarico comunque ha accettato la sfida, facciamo il cuginetto. Bravo. Prima di lasciarci, dice Peppe, voglio dire pubblicamente che sei il mio amore. Maro, pure tu, caro, vita. E va bene, allora adesso terminiamo qui, questa veramente è stata una simpatica serata, una simpatica modo di stare insieme, di tenerci compagnia. Ecco, e se me lo concedete voglio lasciarvi con un messaggio di questa mattina del Papa. Dice del Papa, sì, del Papa. Voglio chiudere in una maniera diversa. Il Papa nella messa a Santa Marta ha chiesto a Francesco di benedire gli artisti. Dico gli artisti, non è roba da poco. Ha detto delle parole molto belle per tutti gli artisti. Dice: chiedo al Signore di benedire gli artisti, perché gli artisti ci fanno capire cos'è la bellezza e senza il bello il Vangelo non si può capire. Credo che il Papa come artisti intendesse tutto il popolo laico che si pone a tutto il prossimo in maniera umile, semplice e soprattutto col cuore. Così come questa sera lo è stata Diletta Napoletano, dalla quale abbiamo attinto la sua interminabile simpatia, ma anche qualcosa
qualche piccola pillolina di saggezza. Chi non ce l'ha? Come diceva mia madre, impara l'arte e mettila da parte. E se io a 60 anni ho ancora voglia di imparare, sono certo che anche Diletta ha voglia di conoscere tutte le bellezze del mondo che Dio possa offrire. E con tutto il cuore le auguro assieme a tutta la sua famiglia. Buonanotte Diletta. Buonanotte a tutti. tutti.